Oggi c'è diciamo, la serata di chiusura di quello che era stato un percorso iniziato qualche mese fa, che appunto cerca di analizzare quelle che sono le tematiche relative al turismo nella nostra zona, ma non direi non soltanto nel comune di San Pietro di Feletto, ma comunque tutta la zona territorio UNESCO con Agliano Valdobbiadene. È evidente che dobbiamo, secondo me, cambiare marcia, perché non dobbiamo pensare che il nostro territorio sia il territorio del Prosecco, ma noi dobbiamo dire che il nostro territorio è bello da vedere, è bello da vivere, è bello da conoscere e insieme a questo ovviamente il Prosecco permette di conoscere la nostra zona che da un punto di vista geografico è, secondo me, una delle più belle d'Italia, e non lo dico soltanto io, lo dicono i turisti che fortunatamente stanno venendo sempre più presenti nelle nostre zone. Dal punto di vista delle progettualità, che cosa avete in cantiere, appunto per incrementare il turismo nel comune di San Pietro di Feletto? Ripeto, l'interesse nostro non è tanto soltanto di lavorare per il comune di San Pietro di Feletto, ma cercare di fare squadra con gli altri comuni della zona territorio UNESCO, perché se siamo in tanti riusciamo ad avere progettualità diverse, idee diverse, che ci permettono di valorizzare quello che effettivamente è il nostro bellissimo territorio, che ovviamente non si limita al singolo comune, ma abbraccia tutti i comuni che compongono appunto il territorio diventato UNESCO nel 2019. Per cui dovremo lavorare dal nostro punto di vista in sinergia con le altre amministrazioni, perché da soli secondo me si fa poco. Se siamo in tanti riusciamo invece a sviluppare un sistema di pubblicità, di far voglia al turista diverso rispetto a quello che magari è stato fatto fino ad oggi. Le tematiche da affrontare sono tante, evidentemente abbiamo già iniziato con questi incontri a ragionare su come progredire rispetto al fatto che il nostro territorio piaccia sempre di più. Dobbiamo, secondo me, ripeto, collaborare con gli altri comuni perché così faremo strada.